Direttore, l'ASP oggi presente a questa bella iniziativa, questo concorso Generazione Z sulla salute che ha coinvolto moltissimi studenti di vari istituti della provincia di Agrigento. Ecco, qual è stato il risultato di questo concorso? Beh, il risultato è stato oltre ogni previsione ottimistica. Sì. Abbiamo avuto la partecipazione con grande creatività, ma anche, devo dire, con grande competenza di molti studenti. Oggi premiamo e saranno premiate le idee, quelle giudicate da una commissione in cui c'era sia Confindustria Dispositivi Medici, sia l'ASP, sia la scuola. Devo dire che ci hanno anche impressionato, era un modo di far pensare la salute e il servizio sanitario attraverso gli occhi della generazione Z, come ha detto giustamente lei, attraverso gli occhi dei giovani, per vedere qual è la loro percezione. E piuttosto che sembrare così distratti oppure interessati ad altre cose, invece abbiamo scoperto una generazione che è molto attenta e che soprattutto ha tante idee per l'utilizzo delle tecnologie in futuro. Oggi l'Istituto Gallo ospita questo interessante convegno sulla sanità, sulla generazione Z in collaborazione con Confindustria e tante scuole che hanno aderito. Sì, oggi è la giornata conclusiva di un concorso che ha visto impegnate varie scuole superiori della provincia di Agrigento allo scopo di sensibilizzare i ragazzi a mettere le proprie competenze, le proprie capacità a servizio della collettività, in questo caso a servizio delle persone più fragili o in difficoltà, per accedere nel miglior modo possibile a tutto quello che offre l'ASP, quindi a tutela della propria salute e della salute altrui. È un momento molto bello perché innanzitutto c'è una sinergia molto forte tra la scuola e le istituzioni e la giornata di oggi lo dimostra, ma poi soprattutto perché si raggiungono degli obiettivi importanti e vedremo che competenze e che capacità hanno i nostri ragazzi di utilizzare anche le moderne tecnologie per progettare, per programmare, ma accanto a questo aspetto, diciamo, più culturale, pratico, c'è anche il fatto di aver aiutato a sviluppare in questi ragazzi sentimenti come la sensibilità e l'altruismo, in modo tale che proprio nelle loro coscienze maturi il bisogno di lavorare per sé ma anche e soprattutto per gli altri, quindi sicuramente un'attività di grande spessore, è un'attività che vede anche molte scuole assieme, quindi quella rete, quella sinergia che tutti noi ci auspichiamo nel mondo della scuola. Un interessante concorso organizzato con l'ASP, le scuole che Confindustria ha voluto un po' sostenere. Come mai? Abbiamo deciso di sostenere questo concorso in quanto volevamo esattamente vedere cosa i ragazzi della generazione, i cosiddetti ragazzi della generazione Z vedessero il mondo della sanità e soprattutto il mondo della tecnologia. Effettivamente è stato così, siamo stati molto contenti in quanto hanno presentato una serie di progetti che facevano riferimento alle proprie skills e al proprio background, e quindi effettivamente sono stati toccati tutti quei temi di intelligenza artificiale, inclusione, equità, che sono da un punto di vista etico, sociale e tecnologico la base dell'attuale e del futuro sanitario e tecnologico. Sì, si tratta di un'iniziativa molto importante che si inserisce nell'ambito di un contesto di collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute, che si radica ovviamente anche nel territorio e che vede una forte collaborazione tra il nostro ufficio, le scuole della provincia di Agrigento e l'ASP di Agrigento, perché il tema della promozione della salute nell'ambito di una società che invecchia, che ha anche ampie differenze sociali, oggi risulta essere un tema assolutamente fondamentale e legarlo al tema dell'inclusione diventa estremamente importante. I ragazzi hanno saputo cogliere in maniera molto intelligente ed immediata quella che è la sollecitazione che veniva dal nostro ufficio, da Confindustria Dispositivi Medici e dall'ASP, di fare delle proposte attraverso le quali
il sistema salute può in qualche modo dialogare meglio con i propri assistiti, può informare meglio su quelle che sono le opportunità di prevenzione e su quelle che sono le patologie, i rischi per la salute, e promuovere stili di vita più sani. Lo hanno fatto anche confrontandosi con quelle che sono le tecnologie più all'avanguardia. Infatti molti dei progetti di oggi fanno un uso molto intelligente di quella che è l'intelligenza artificiale, sviluppano anche delle piattaforme, dei siti internet per consentire proprio un dialogo e una comunicazione più efficace e più efficiente con l'utenza, e quindi per non escludere nessun tipo di fascia sociale dall'attività di prevenzione, perché evidentemente non possiamo affrontare i problemi della salute soltanto quando si verifica la malattia, ma dobbiamo fare soprattutto informazione, prevenzione e corretta comunicazione con il paziente. Let's go!